abbiamo ampliato il tendaggio rom, ragazzo. Che video un po' farlocchi, tutti spezzoni ti vedi. Allora vabbè, niente, l'abbiamo fatto il nostro campo rom, no? Che adesso stiamo iniziando a cenare, no? Comunque è bellissimo sto posto, bello, comodo, bello, mi piace. E adesso vado con Alessia a cucinare il pasticcio perché lei giustamente non sa accendere il generatore, il forno, quelle robette là. E dopo basta. Io ho copiato i video, il computer si è spento per la batteria, spero mi abbia copiato quel video lungo dei signori che abbiamo trovato per strada che ci raccontavano la storia del posto e tutto quanto. Anzi, guarda che ho messo la protezione per il frigo. E niente, è bellissima questa storia. Allora siamo appunto in libera, il generatore è acceso e adesso abbiamo fatto prima un po' microonde per riscaldare un pochino il pasticcio. Adesso siamo in modalità combi, ossia sia microonde che grill. Vediamo, proviamo. Sì, che figata, vabbè, siamo un po' presi, no, con i preparativi eccetera, gliel'ho dato all'Alessia che intanto è andata a portarlo, quindi porta pazienza, insomma se non ti aggiorno non ti faccio vedere proprio perfettamente tutto quanto. Comunque è venuto perfetto, con la crosticina perfetta e tutto. Questa è la seconda infornata, siamo sempre in modalità combi, quindi sì, sono molto contento. Cioè, attacchi il generatore e via, ragazzo. Bello, cazzo, soprattutto per riscaldare le robe. Quante pentole risparmiate da lavare. Yeah! Il super pasticcio, no niente, non hai fatto tempo a vederlo, comunque c'era il super pasticcio, guarda! Super pasticcio! Ecco, guarda com'è l'interno di un campo rom, mentre l'esterno è questo. C'è Tripolo che sta aspettando qualcuno che gli risponde per la polenta. Erano le 9:30 che ha chiesto qualcuno vuole la polenta, fra un po' smette di fumare. Da qui e se ho polenta di storo questa tipica di storo. No, ti storo, no che sboro. No, non è de mestre, no, esatto. Neanche di sboccio, di storo. Da qualche parte lì c'è una specie di cosa di legno, una paletta di legno. Ma ce n'è tanta roba di legno. Quando gli incalzi pide una paletta. Non è Fabio. Ti chiami? Perché ricordatemi il nome, scusa, così. Bevo. Penso che scioppi petardi dopo. Però, ti vado un bel piattino. Ah, poi niente, Max. Poi niente te. Sì, è un peccato vabbè, non riprendere tutto, però ti riprendo giusto il piccio da esploratore che ha Michele qua. Per vederla bene devo allungare qua. Giustamente. Diciamo che evita. Posami le mani. È che sei i raduni sono così, cioè, io voglio godermele le robe, quindi niente, spengo la fotocamera, mi godo il momento, mi dispiace. Cioè invito aperto a tutti, la gente che è venuta, insomma ci si diverte, ecco. Però stasera dai, niente video. Via, ciao. Ah, pensavo si veio con. Vabbè, quelli che fanno gli rapimenti in Argentina, sai, Sud America. Manca Marco anche. È sempre presente. Marco manca mai. Marco mai. No, prossimo capodanno lo fermo a luglio, perché massa freddo. No. Ah no, perché dici così? A luglio tranquilli in spiaggia a far capodanno. Ma potremmo farsi in Spagna un capodanno? Non so. Viva! Adesso. Sud della Spagna, non passare alla Francia, sud della Spagna. No, questo fa. Raga, sto qua, posso dirtelo? Non nessuno interrompe qua, no? Boh, la Spagna, Sì, no, va bene, anche per i parenti, ma non sono lì. No, da dirti. Ok, no, è che mi piace tanta parola, l'adoro proprio, è una roba. Che dite a mio papà l'altro giorno. Per me ci Sì, no, ma avevo metà parenti miei, quindi. Però mi sono mi. Tu capisci, posso dirlo, che altri magari si offende, non si sa mai. Scusa, guarda che l'hai messa sicula, Chi? L'hai messa sicula. Ah, ti ha mugliar sicula. Mezza. Hai da no? Mezza. C'è proprio da Furlan proprio. Hai Furlana? Lavora sempre a Grazia. Mangia che diventa freddo. E se senza sale lo mangi lo stesso. Ma che sale? Ma le lenticchie, sai, grosso non mi va. Ma se sai grosso che Va bene senza sali. Mangia sale grosso. Va bene, va via tutto. Allora, quando viene a mangiare da noi? Che per me non, magna, mi sono io mastagare.
un po' di sale. No, va bene, mangio così. È buonissimo, Va bene. buonissimo. Caro anima, Dio caro. Lo so. Però sai cosa avrei fatto? Avrei messo il tacchino. Tu beva vita? Oh, Si è messo il tacchino? Tacchino sopra quello. Che non usa? ti? Tipo. È in nero, una riga che a 7, 8, 10 Sì, come mettere il pomodoro sul collo. Serio? Lo so, in questo momento ci stava bene. Ma te ti frega con quella alcolica? No, certo. No, ma. Vado a prendere Telefono. un po' il CP, però non dargli avanzi di niente proprio. Vai a parti qua. Grazie, sì, assaggiamo questo Sì, verde. si è fatta il Natale al Verdini qua. veterinario. Posso dirti una roba? Pian piano. La sera smaronale vale per farti i lenticchie. Le magni? Pensa che italiano, non te le ha neanche a finire. Sì, gli da fredde, mi mangi dopo fredde la stessa Bisogna roba. mangiare fredde, per rispetto. No, basta. Cioè, sì, ma dopo. Aspetta, prima se quella brusco ma deve fumare, dai. Finito questo, sì. Butta sotto. No. Yuri. No, che dopo rovino la serata, no. Accuccia. Allora, ricordate, questo è il mio. Ok, Johnny, Il mio è Zoro il CP, va bene. che viene qua a rompere i coglioni a 1000, a fare pressing psicologico in tal maniera pazzesca. Amy, per aver da mangiare, però niente. No, te la attacca a scagnidare, attacca, guardate. Ah, beh, va. No, è una roba incredibile. Piuttosto che la stai male, non è niente. Non vedo. No, mi fa far figure di merda perché quando sono in giro sembra che il cane muoia di fame. Che non ha senso che vada E di la gente gli dà pane, c'è roba proprio che non è gustosa, però lei mangia come una deficiente e sembra che io non gli dia da mangiare, ma porca puttana. Poi vado dal veterinario, il veterinario ha tutte le robe mi fa guarda che il cane è obeso. Io farei. Poi parliamo, mettiamo le stufette sulle sedie e mangiamo sulle gambe. Ma dite che sta fermo lì. Come no? Da farmi il frico, come hai fatto a non E muoverti? che cazzo? Questo metti fare fric. Tu hai tu cuore fame? No, io voglio solo assaggiarlo. Poco Non le che qualche fare, ballata da fare un po' di wild. Un cazzo che viene fare wild. Friuli ti posso dire. Perché ti permette che spazi. No, perché mi pare una roba, no, perché mi sono fortunato perché e se no stai sempre poco a venire su. Ma mi piacerebbe anche magari una volta organizzare un fiato per là che sia anche voi fai manco Anche perché mi sono rotto i coglioni della verità per sempre il confine. Sì. Con il Fiumone andiamo la prossima volta. Bisogna anche provare a fare anche poi Lombardia o Piemonte, Toscana o Lago di Fiumone. Liguria no perché non c'è un cazzo del posto. Liguria, monti e mare non così niente. È la figa. Anche Trentino voglio dire no. Adesso mi volevo vedere se c'è qualcosa lungo il Brenta per esempio. Però dovrei giù qualcuno. Lago di Levico il Caldonato. Riesci a piantarlo. Levico il Caldonato. Caldonato? Parlare un braccio? Visto una volta e contribuisce sempre con tutto quel gallo. Quindi grazie mille. Anche da Maiato. Non c'è né da rimane. Capita. Così ci divertiamo. No, ma però bisogna dare atto a chi dà disponibilità in un certo modo. Insomma. Altri si imbriaghi. Oh, ah no, sono imbriago. Ciao amici. Le qua. Va che mi cai in giro. Dove? Ciao Topolina! C'è una barboncini senza di No. Come no? Perché può? No, Amy. No, è fatto il Natale al Cuccetta, veterinario. cuccettina. Ciao putanella. La carne smetti mangia solo carne. No, vero. Sì, ma carne, dipende che carne. Terremoto. Amy, dai, vieni qua, vieni a rompere i coglioni di qua. Vieni. Faccia da prostituzione, guarda che faccia da cazzo. Cioè, sembra che non le do da mangiare da una vita. No. Cosa? No, sottotitoli Vicentin cosa? Dai che ho pochissima batteria. Cosa? Chi? Come? Quando e perché? Ma dite che niente da fare, neanche la batteria ma che Ma meno sola in campo, dopo vai sola. Cosa? Defie veloce. Io con la tua lingua logicamente. Salita. E sono a Incasso. Caso è internazionale. Messo a fuoco la bottiglia di vino, giustamente, perché è il mio pensiero principale. Le guance così fresche, no? Magari quasi, è presente? Senti, è nato una moda. Michele Tripolo. No, Fabio e Tripolo. Sbatti la brusco! Ti vedi a manina.
Ecco la Amy che sta mangiando quello che volevo darti. il Singano non vuol Non mangiare. è vero, ho mangiato! Perché il Singano non vuol mangiare. No, magna, ieri 2 galloni che ho mangiato. Miseria. Mangia tutto Amy. Guarda che lingua è. Mangia tutto Emini. Guardala. Altro che Singano, dica. Loro vengono dalla terra dei Mori. Il Singano mangia soltanto che dizia a formaggio. Non è vero, ho mangiato. Hai mangiato il dizia a formaggio e patatine fritte. Un pochino ne ho mangiato. È la famosa, vedi, il camper con la lavatrice, anzi la pre-lavatrice, no? Integrata, no? Ah sì, Insomma, zero corrente, per carità, emissioni gas a scorrezza che metà fa basta. Ecco. Però, Anche quelle scaldano. vabbè, funziona. Cioè, il pre-lavaggio. Gli abitanti del paese Mori, come si chiamano? Morini. Il paese Mori. Il paese di Mori. Morini. Ragazzi, Gilera. Morece. Morezzi. Moreschi. Moriti. Ah? Morezzi. Paese Mori. Non so. Gli abitanti. Ma mi imbriagato, saluto bene. Ancora. Dite perché scrive dopo WhatsApp di imbriaco ancora Beve. Non mangia e beve. Oh. Lui vive alcol. me. Ma ti si naga per lui, che aperto la graspa, gli naga pie prima. Moreni. Moreno. Moresi. Moregnesi. Ma che non vedi? Oggi che scotta tu ci fai presto perché è freddo qualcosa. Occhio che sconto. E tirami su. No, tirami Wow, il tiramisù. No, Era 7 kg. No, aspetta, che cazzo era quella lemone delle galline? Scusa, perché questa è nuova. Cioè, no, perché va ben tutto, ma la mona delle galline questa proprio no. Porca alla console Francesco. La mona delle galline se la magna col pan. Il pan va con la mona, se te ve a Verona. Non ne sono a conoscenza Italia di sta roba. Mi spero non dire la mia. Se qualcuno lo proibisce. Questa è una rima. Però non c'è una sega, tiro di ciapito. No, perché ho il telefono in camper. Comunque no, non prende. No. Quindi Italia, informazione di servizio sia Iliad qua a dove siamo? Andreis, in provincia di Pordenone, Friuli Venezia Giulia, Furlandia. Non funziona l'Iliad. Manco la 3. Manco la 3, Neanche la esatto. Fastweb. Neanche la anche la Fastweb. Non la Fastweb lui. Ah, non so. Ecco. Se diventa un canale touch. Non c'è un caso. C'è un caso, non c'è un caso in linguaggio tecnico, vuol dire nessun servizio, esatto. Strano perché di solito c'è anche una disposta. E invece niente, qua siamo spersi. E 10 HP, che serie i cavalli, horsepower, cavalli motore. Mi costa una vita. Non so, se ma sembri embriaghi non si può fare video così, dai stop, dai. E niente, Fabio sta facendo approfondite ricerche su internet sulla mona delle galline perché proprio è una roba che gli è rimasta dentro. L'impronta, caviti, guardi, il telefono con l'impronta che guardi su. Anche se noi poi cantiamo le canzoni, YouTube c'è le censura, quindi no. Esiste la mona della gallina. Esiste la mona della gallina, magari non è protetta da copyright la mona della gallina, magari magari manco quella se puoi cantarla. E proprio adesso che ho avviato il video, non mi ricordo adesso della canzone, però era me comare Iacometto che ha comprato un baigaetto e fin qua avevamo fatto bella figura. Compra un baigaetto. Cazzo, mi sa solo che compra il gaetto e basta. Stoppa, e dopo riparti taglia qua. E sono casino. Qua già la prima strofa, il Se è tutto falso Italia qua, se è tutto programmato, taglia, stoppa, taglia, robe. Ma un bel giorno la parola.
per far festa all'invitato. Ah, sì. Cioè, sì, dopo non so un cazzo, però. Ehi, ti fa sempre così, e fa finta di essere la canzone. Vai, non fa bella figura, vai. Non sbagli mai, neanche con quelle straniere, cioè tu fai e nessuno ci bada, vai. Vedi, anche io. Come in chiesa, l'importante è fare umor, no? Invece in chiesa fa così, non sta a credere. Compagna con l'Ave Maria. Nessuno dice una cosa. Hai visto, abbiamo la prova, no? Devi partire con l'idea. No, voi partite con l'idea. Noi partiamo con l'idea. Non c'era una canzone. Qualcuno che partiva con l'idea. Che canzone era? Il bicchiere con dentro il vino rosso. Il bicchiere vino rosso. No, cioè, sì, un'idea anche qui, per carità del Signore. Però. Aspetta che si ricorda Montagne Verdi. Fermo. Uccio adesso. Cos'è che te ricordi, Marco? Ah. Guarda, Francesco si ricorda Montagne Verdi lui, non volevo dire, ma tipico, molto tipico, tanto tipico, qualcosa di nostrano. Possono dire 4 regioni del nord. Quella delle osterie, ma non mi ricordo. Osteria numero 7, Parabonzi, i soldati come dopo basta. Dopo c'era la 25 no, non mi ricordo. Ma ti fa sempre finta che te sai robe, fa sempre finta che fa bella figura. Ma che vada, vai sulla Porsea, fate Porsei. La grassi, rossi e bei, la Porsea, la fate Porsei. La Porsea! No, non è andato! No, mi aspettavo la in Scraffel e non la... Stavo incardandogli! Tu. La Porsea! Questa è epica. Fatti Porsei, resta epica. Ma chi è Guccini? Chopin. Aia! Voi a tappi, voi a roba. Il Porsei in spagnolo. E Ciancito! La Porcelas! Turco, su. È cultura. Sta attento. Senti, è cultura. Concentrate. Basta, è morta là, non è più cultura. Drammatica, sta serio. Sta serio. Romanticismo, momento drammatico. Concentrazione. Immedesimati nel momento. E Ciancio! Ciancetti! E anche il Ciancio! Non so cos'è il ciancio, non chiedermelo le traduzioni su sta roba, i sottotitoli, non li so, dai. Cos'è sta roba? Ciancini. E il ciancio era tipo il Beppi da noi altri, dopo in giro non so cosa vuol dire sta roba, cioè, non lo so. Fermi. Momento culturale, come si dice in maiale in... Al Porsè. Da noi al Porsè. Con la Z un po' volgare, un po' caicata, ma d'altronde è inutile nascondere, così è. Da noi, nella nostra parte del mio nord-est, il maiale è il Porsè. Cioè, ma proprio, no, veramente, anche a Menona, ti sapevo così, è il Porsè. A carne del Porsè la fa male, cioè proprio, senti la Z, volgare, Porsè, è così. Ah, eccola qua. E dopo non mi ricordo, ma mi sono sempre solo all'inizio, ma perdo l'inizio, cioè faccio anche il figo, faccio... per niente prima che parta, no? Montai tutto. Via, ma tanto non tagliamo, vedo. Sempre lui Guccini. Sì, ma però bisogna che diciamo la canzone una volta. Ma tu però io sono solo ignorante, Feo Italia, però non...
Mi pare di essere in mezzo a una tribù di arabi, non capisco un cazzo proprio. State tutto l'anno, questa sì. E all'improvviso, sto qua è il Celentano, eccola qua. Fortuna che hanno smesso perché non sapevo il resto. È arrivata la colonna sonora 2019, ma una anche 2020. Anche 2020. Eh sì, c'è anche la Fabri e Fabrizio, esatto, non li ho ripresi, ma c'è anche... No sì, prima un po' li ho ripresi. C'è anche e a Fabrizio e Jacqueline, no. Aspetta, no, sono ubriaco spolpo, fermo Italia, fermo. Concentrazione, concentrazione, concentrazione. Jacqueline e Fabrizio. Attento, e quando nasce un discorso, tipo suona una cosa, tu fai finta di sapere. Sì, così, dai! Cioè, capito, fai la parte di quello che sa. I cosi, sì, esatto, lori proprio. Andiamo a vedere l'Hippie Fly. Andiamo a vedere l'Hippie Fly. Imbarcati fioi, invita al concerto di Hippie Fly. Navigavo, arrivo, dentro il dirigibile che correva un'ora e mezza del ritardo, supplemento, non mi ricordo tutto bene perché sono ubriaco, comunque qualcuno gli era un bastardo. Skate, via, Rintintin, Rex, tutti insieme, i Pink Floyd, un casino, madonna! Oh, andiamo a vedere i Pink Floyd. Un sogno così non l'ho visto mai più. Sì, mi piace. Esatto. Io faccio sempre finta di sapere la canzone. Vivo cielo infinito. 8. Ariola, hai visto che alla fine cade con cielo infinito, quindi tu cadi in piedi come i gatti. L'are. Oh. No, ma cade. Oh. Aspetta. No, sì, dai, no. Con tutto l'alcol che sei in corpo, no? Che canzone là, dai. Del caffè ristretto. Presidente. Sono più le bottiglie che inquadro che... Francesco, allora, ho un sospetto tragico. Che il suo è un repertorio. No. È un repertorio straordinario, ma a noi ci manca un po' il treno dell'INSI. Che bello! Il treno delle... Che belle metafore! Ci manca un po' quello che ci dà. Che momento romantico, cioè non nel senso sessuale del termine, uomo-donna, ma romantico nel senso originario del termine, no? Ossia della costruzione, no? Di tutte queste immagini articolate, no? Noi non sappiamo di saperle. Allora tu hai il repertorio. Io non sto capendo un cazzo, intanto registro, dopo capiamo una volta montato il video. Ma come? Non aspettavo che te sapessi? Oh, Happy Day! E dopo quello basta però. Cioè nel senso, so che ho Happy Day e il resto se tutto... Come fa? Come fa? Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. What is wild? Pizzi. No, vai viene. Vai Marco, Ho detto la musica delle canine con il correlato di Cotto e Singanato. No, gira mica video lì. Te siete ho girato era Fabio e Caramen de Cotto e Singanato, Correlato. Correlato e Singanato? Sta bravo, Sì. Soprattutto la scena del lampadario in camper è stata apprezzata. Del lampadario di Michele che si muoveva. Sì, apprezzato. Sì, quello prima, t'ha ragione, quello prima. Dopo, prima. Sì. Oh, happy day. Ma fin qua la songa mi? Sta roba qua no, non lo so.
Tu capito? Oh, happy day. Vediamo Huawei per quello. Vediamo Huawei. He told me how Era la parte clou! to watch No! fire and play. Fire and Play là! Fire and play. È lui! Non lo so. Dai! Mi arriva dopo. Tutti che la sa, tranne me. È vergognosa questa situazione. Mi sento in imbarazzo, mi sento escluso. E io non so una parola. Occhio da sti. Vedi tu? Mazz la sapevo, gran calma Italia, gran calma. Mazz la sapevo, fermo là. Anche corner, occhio. Run the corner. Si è tagliata. L'hanno tagliata. Corner, vedi, la sapevo. Corner. Spy. My Religion, anche questa, My Religion. E so tutte. Qua vabbè, insomma, dai. Too much forse. Area là. Aspetta. Nothing, cazzo, sapevo Nothing. Sì, anche questa. Ma se tanto. Try, anche questa sapevo, giuro. Sleeper. No, ho sbagliato, scusa. My Religion. No, ho sbagliato anche questa. Porta pazienza, Dio caro, dai! Ti conto che Singano si stanca in Scozia e che aveva anche amorosa, scozzesi, amiche e tutti, ma non capiva mica una sega, lui per sparare a parole a caso, cioè tipo adesso, tu capito? Poi una volta ho litigato con l'amorosa in Scozia, no? Ma non sapevo il perché, però insomma ho visto lei incazzata, mi sono incazzato anche a me, giustamente. Vai Tripolo! Cazzo di montagna hai, no? Dai. Nei monti Heidi di ciao. Senti era più imbriaca del mio Heidi, Dio caro. Stante qua figura gli alcolisai, gli sbandai e dopo sta qua a vedere cavare che facciamo, infatti. Decisione sulla canzone da cantare. Spero non ci bloghino anche sto video perché ragazzi quando noi cantiamo YouTube ha un algoritmo che rileva le canzoni protette dai diritti d'autore anche se le cantano altre persone e ci bloccano il video, cioè tipo Salamandra era bellissimo, è vero che abbiamo fatto andare anche l'autoradio, per carità di Dio, però ragazzi c'è una serata epica, bellissima e ce la bloccano, cioè prendetevi i guadagni e le pubblicità, prendetevi tutto, a noi bastava far vedere il video, insomma, ecco, e purtroppo è così, quindi bisogna stare molto attenti con le canzoni. Italia, ovviamente ho tagliato tutte le scene perché sono qua in compagnia. Allora questa è la Zoe, mi chiedevano tutti che fine ha fatto la Zoe eccetera eccetera. La Zoe essendo un pit come la Amy, se facciamo le scene da me in camper ovviamente non può esserci la Zoe, hai capito? Per quello non la vedevi nei video. È tanto mimetica perché è nera come il male. E ci vediamo dopo, dai. Cosa è intima? Non la so. Ma cosa? Ma tutta questa roba un po' frufru. Io non lo so sta roba. Cazzo come gira la testa ragazzi. Boia, stop.
si le vede manca poco la mezzanotte, ma tanto siamo ubriachi sporchi e non capiamo niente, abbiamo canzoni da depressione e siamo felici perché c'è la depressione, c'è un contrasto proprio interno psicologico che non hai idea. Pronti ragazzi? Oh Marco, niente non c'è il mulino. Vabbè. A mezzanotte siamo avanti 2020 periodo 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Dove fuochi? Ci hanno illuso! Cazzo, i fuochi, ragazzi, i fuochi di montagna, cioè devi essere sgaio, devi essere veloce, cioè, sì, no, per carità, ci sono le stelle e là devi apprezzarle. Sono già finiti. Sì, porca troia, 10 secondi di fuochi. Ecco, sì, suonano le campane, ecco, questa è una cosa più tipica, diciamo, ecco, sì. Wow! Mi incastro, Dio buono. Oh! Neanche a tempo di andare fuori, porca 10 secondi di fuochi! Minchia! Altri 10 secondi di fuochi, via! Dove? Eccoli là! Un po' lontani, guarda l'Italia, ciucciati l'Italia! I fuochi, diciamo, in miniatura. Però ragazzo siamo sparsi nel wild, nella natura, e quindi c'ha il suo effetto, c'è la sua magia, siamo in mezzo al cazzo di niente, bello. Ancora forma dolce mi viento? So che Yuri sta cercando. No, che li cazzo io a farlo, amor. come dura il hielo nel desierto. E mi sto in mezzo? Qualche documentari, no? Sul corteggiamento degli uccelli, no? Tutto il rito a danza. E vedi la femmina nel centro, un po' perplessa, un po' restia, no? Perché non è ancora per lei la stagione degli amori. E quindi rifiuta i suoi contendenti. Cioè, è giusto dire contendenti. Abbiamo trovato un cane, se qualcuno serve un cane c'è un cane. D'amico però Su, mangiamo per fare pastone. Su. Tutta parole va. Sei calmo, rilassi. Che brava! Guarda, sto provando a cercare un qualcosa di analcolico, non ce la faccio più, è da stamattina ragazzo, da stamattina. Allora, veramente eccezionale, ma un gran bell'animalo, ma che un cervello eccezionale. Cioè, no, si fatti scherzi veramente, no, proprio una roba. Allora, un maialo, fatemi para va, popò. È dall'anno scorso che aspetto il Pandoro e la Alessia è ancora avanti. Vedi che questa cosa qua ci sta in questo momento? Perché calma gli animi siccome sono tutti Mi aspettavo qualche allusione sessuale, invece stranamente la fotocamera mi segna 22 secondi senza allusioni. È duro il Pandoro, per carità, vabbè, ci può stare, però insomma mi aspettavo un qualcosa di più. Cantava. Che vabbè, Fabio anche lui è tipo Paganini non ripete, giustamente. L'aveva fatta bellissima, tipo vamos alla playa in montagna col freddo, ma l'aveva fatta stupenda, cazzo.
Aspetta! Foto! Non è un caso mi sei Ascolta! Eccolo. Oh, crazy. Oh, I love you, baby. You understand? Please for me. I love you like Fontina e del mondo. Vai Sigari!